Ieri vade la giornata, rasarimo l'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiazzute, ascoltarimo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma. Daria? Daria? O sono Erika, una giornalista, o sono qua per fare un'intervista. Per farmi un'intervista? C'ero beisa un'intervista. Ma io domanderai. Arrivi! Fasin un gioco. Viodin so se sboins di chiattai il microfono. Ta che disegno? In 10 secondi. Se so pronta, Cirilu. Via! Lo avevi socchiattato. Bravs! Mandi! Mandi? Io, no? Daria, tu qui sesto, tu hai detto che tu sei venuta a farmi un'intervista. Ma scusa, c'ero beise un'intervista? Io sono Erika Dami, sono una giornalista dal settimanale La Vite Cattoliche. Io sono la responsabile del giornalot per Fros al che c'è. Non puoi scrodi! Ehi, è carica, Dami! La responsabile del mio giornalot preferito al che c'è, che è venuta a farmi delle domande. Ma c'è emozione, ma perciò proprio da me? Tiale, ho saputo che questa è la prima trasmissione per Fros in lingue furlane e allora ho pensato di fare un articolo super speciale. Ma pensa che lei di un piacere disco anche io vorrei stare in gusto di conoscere Erika Dami e di poter farti qualche domanda. Dunque, un'intervista per sapere al di più su di te che tu sei bravonone e per scoprire al di più dal mio giornalot preferito al che c'è. Ma c'è ti conventi alla tipper? Bello! Oh, c'era in isa al che? Che il chi Daria, che il chi Fros, è un registrador col microfono al covente per registrare la voce delle persone che si intervistano. E dunque, te, in che caso? Oh, sei tan curiosa, allora dai, scominci. Tachin? Non. Erika. Daria. Età. 42 anni. 32 anni in comune, frutte e anime. Passions. Scrivi, viaggia, lei, chiantà, conta storie scugno piccolo Eliseo. Chiantà, sunà e gioia coi fruttini. C'è mistir fastu. La giornalista per settimanale La Vite Cattoliche che bure sfur la rivista per Fros al che c'è. Mestre de scuole de infanzie e conduttore di mamma. C'è ti coventi al di più per tuo mistir? Beh, mi convente un registratore, come quel ca, per registrare la voce delle persone che ho intervisti, une penne o un lapis e un block notes come questo per chiappare a pons. E dopo mi convente un ordinatore, venga stai un computer per scrivere gli articoli che di fa. Per fare questo mio mestiere però convente anche tante curiosità, creatività, passione e voi di conosci. Sedi per fare la mestre, sedi per condurre mamma, io ho tante fantasie e creatività per inventare sempre argomenti news, ma anche tante allegrie. Daria, mi conti sto in stroke c'è che le maman? Maman è la prima trasmissione per Frus tutta in lingue furlane,
dividuto in diversi rubrichis e curate de Arlef, che è l'agenzia regionale per lingue furlane. Ma contimi anche tu in strucce qual è al che c'è. Volentieri. Al che c'è è la prima rivista per Fros scritta in lingue furlane e anche al che c'è è dividuta in tante rubrichis. E come su che blocknote sono scritte le domande di fatti, quindi non puoi sbagliare. No. Quanti è il nassut, maman? Maman è nasciuta il 23 di dicembre del 2016, dunque alla pochi mesi. Alle giovani? Sì. E invece al che c'è quanti è nasciuto, precisamente? Il primo numero di Al che c'è è venuto fuori dal mese di novembre del 1999, dunque pensa che questa rivista ha quasi 19 anni, se non fa i cons. C'è si può del viodi di trasmissione, maman? Dunque, la puntata comincia sempre conoscendo ospiti sempre differenti, dentro o fuori da me chiasute, che sono musicisti, cantanti, attori, scrittori, max, cogos, giornalisti come te e tanti altri dal nostro Friuli. Mai perdi il mio cartone animato preferito? Guai! No, è la rubrica 99 per aulis per imparare per aulis in diversi slenghis. Dopo ho un mudidi o un proverbi. Si può ascoltare storie al canton a ogni frutto, il soli brut. Una volta al mese tu puoi imparare anche a cucinare piccole ricette suonevole semplici. C'è bello! Sì, e tutto questo in compagnia anche dal mio ghiatut Vigi. Dal canton di posta elettronica invece si può mandare video al numero 333 72 02 14 oppure a maman caiutvstar.com. Da queste rubriche tutti i frusca vuelin può recitare filastrocchi, conti, barzaletti, tutto che vuelin. Per finire alle cressi con più lenghis che si può ascoltare piccoli interviste per promuovere il plurilinguismo. Venga stai l'uso di più lenghis qui nei nostri sfruttins. E contimi invece tu che si può Lady Biel su al che c'è. Ma allora ti dicevi che al che c'è è dividuto in tante rubrichis, quindi sono una schiera di articoli lì che si conta, c'è che succede magari in quel momento dall'anno che viene fuori al che c'è, oppure ce lo ricordiamo a volte anche dai fatti che sono succeduti dal passato ma che le biel non dismenteassi. E dopo su al che c'è si può lei anche tante scontes. Dei ultimi numeri che ho fatto, ho contato le storie dall'ort con protagonisti paveutis, farcs, mostiutis e tante altre bestiutis che stanno proprio dall'orta. E dopo su al che c'è si può lei anche i fumes, le storie di Sclisignuf, che è un orsot blu che combina di ogni sorte, ma anche le storie dei dinosauri, che è una banda di legris e divertens dinosauri dal Jurassic che sono per da bognogno se fanno ridi sicuramente dotti, grandi e piccoli. E dopo su al che c'è si può anche tiatare tanti idee per fare dei lavoros in chiase, di bessoi, con le mamma e il papà, con i fradi, con gli amioso, con i nonos. E si può inchiatare anche, per esempio, time jokes. La ultima pagina, che dal vocabolario per immagini, è che doprai proprio per il gioco di maman. Lo sai. Ma come si elgino gli argomenti per fare maman? Si cirin argomenti che sono collegati o al periodo dell'anno o che fanno divertire fruttins, sempre con personaggi nuovi. E in al che c'è, come si scelgono gli argomenti? Ma anche noi ci rendiamo gli argomenti che possono piacere ai frost, fa divertire i frost, o altre spiccioli, e ci rendi fa dal nostro migliore. Un'altra domanda, però, disimi la verità, come Daria, e non sta contame bausis, mi raccomandi. No. Quale è la rubrica di al che c'è che ti piace di più? Essere oneste, sono due le rubriche che mi piacciono di più in al che c'è. Una è che dai jokes e che altra è la ultima pagina in cui si chiamano diverse immagini e che queste rubriche quando ero piccola mi hanno aiutato un gruppo a imparare diversi speraulis in lingue furlane e anche c'è che si scrivono. Però come tu hai di sincera anche tu e non di bausis. Qual è la rubrica di mamma che ti piace di più? Allora, a me mi piace tantissimo lei e conta storie con mio piccolo. E allora la rubrica di mamma che mi piace di più è a ogni frutta il solibrot, perché si tiattin veramente dei bei consigli per letture. E
come Daria, dismi, quale è la roba più divertente che ti è capitata facendo mamma? Disin che in mamma ogni puntata ha le aldi divertenti, però ti conti anche che è succeduto al di fuori di mamma, di quando è scominciata questa trasmissione, due sono le robe che mi hanno fatto divertire. Una è stata la volta che ho chiattato una frutta per strada e mi ha domandato ma c'è molto fasto a venire dentro della mia televisione? E un'altra volta invece è che succede quasi ogni lunes, un frutto che mi viene incontri a scuole d'infanzia di Tombe, mi bracciole e si metteva lì perché mi dice che ogni vina quando scomincia a vedere le trasmissioni, la sua televisione non arriva più a chiappare le friuli e non arriva a vedere le puntate fino in sonno. C'è peccato. E a te c'è successo di particolare che ti ha fatto ridere? Allora, mi pensi di una volta che sono stata a presentare che c'è una scuola, che mi è venuto incontri un fruttin con un quaderno grande a nei, con tante scartellini dentro plastificate, e dentro di ogni cartellina era un numero di al che c'è, che sfrutta al veve la collezione completa di al che c'è, un vero Come fan. me, anche io, occhiale! Saluta in molto originale la giornalista Erika Adami. Mamma Erika, grazie per avermi fatto compagnia per dire nuove cose della mia vita col giornale che c'è. E mi raccomando, tornate a Borifur che giornale perché sono tanto seneose di scoprire anche tanti sbieli robis. Sicuro. Saluta in molto originale Daria Miani. Mamma Daria, grazie veramente di cuore per aver risponduto a tutte le mie domande e tanti buone la vita cattolica perché in curte vengono fuori le interviste che ti hai fatte. Grazie Erika, mamma! Lo sapevi che gli animali a sudin? Pes, anfibis e reti non sudin perché gli essenti animali a san freddo la loro temperatura è cambia con l'ambiente di fur. Se anche alto freddo avanti ombrene o tal soreli. Mammiferi e uccelli a san chialt hanno altri meccanismi per regolare la temperatura dal corpo. Qualchidun al sud, ma da rar il sudore alle agados tanto che il dai oms, che il dai chiavai, che a sud in un gromp, alle blanche, che il dai ippopotams ros, urcovente tant che protezione solare. I chians investit non sudin e per sbassare la temperatura a sfladin. In queste maniere a produsin vapore di lungo dal tratto respiratori e a disfredin il corpo. E gli elefanti a dispierdin il calore svintulant li sorelis. Mangia pomis duti dis alle il mut miur per sta ben. Perché han dentro gli vitaminis, sostanci che ti fanno crescere biel e plen di energies. Una roba che forse non tu sas è che bisogna mangiare pomis di tutti gli sfatis e di tutti i colors. Alle come zuia con un puzzle. Dove mi tindogni tutti i tox, vale di tutti i colors, tu varas un biel quadri final. Venga stai il miglior contributo possibile ai tua salute. Pensa ai sportivi. Loro hanno consumato al manco il 100 porzioni in dè, perché aiutano a essi prons e svels, e anche più i biei. Se tu domandi ai attori e ai tiantansi il segreto dai loro voi lusins, dai loro biei chiavei e dal 9 panze, ti disaranno anche le parvie che ogni dia mangi in pomis e verduris. Allora, struccate a gulizione, miloccia a metà mattine, salate a gustà, macedonia mirinde e minestrone a cene. Tetto giornate sono tante occasioni per un mangiare sano e saurito. Occhio però, vi di mangiare pomis di stagione, perché sono più buinis e a fasi più ben. La natura è sace che fa, per esempio, naranze e mandarins danno tante vitamine C per l'inverno, quando un vin più bisogna, per scombattere il freddo. Così li sanguris sono sioris di aghe per aiutarnos dal chialt dall'estate. E poi ten a mens che mangiare gli armelins in invier o i piroci viepe vierte aiuta a inquinare la tiare, perché che prodos arrivin di che altre bande dal pianeta, dove che lei stat quando cadino alle unviar, e han di viaggiare miliardi di chilometri su un aeroplan.
O ben, a son stats coltivats in seris ristialdadis che consumin un grom di energie. Mior spietali chiarieses che amadurin d'ogni di no, magari talord, de stagion giuste. Disi lo anche a me papà. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, computer, ma si può esclamare anche ordenador. Par italiano, computer o PC. Par inglese, personal computer. Il Bausar al squenve buone memorie. All'uldi che ti convendi sempre la verità. Non è sempre dit che tu ti visis, tutti gli sbausis che tu contis, dunque non tu fasis vie le figure a dilis. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 14 oppure a maman@tvstar.com. La fumate, une niule blanche di vapor, si cale plank dulintor, et apone prats, arbuie chiasai, si slarghieta trabosc e fossai. Ogni robe asma visintal vapor, si per la tramontane tor. Ma ne va vedaiar l'autom, e rive leggere di un son. Es fa de la blanche fumate caiu e la lune lusin dal cielo lassù. Vigli, sta c'è che mi è succeduto, vuoi? E gli è passate Erika Adami. Sì, proprio ti è, che gli è venuta a farmi una intervista. Pensa c'è combinazione. Anche io avrei sempre tan voluto conoscere e poter fare tanti domande. E è la responsabile del mio giornale preferito, al che c'è, purit fur dal giornale La Vita Cattolica. Sì, brav, proprio quello do printa al nostro gioco. Ho eri tanto emozionata e si sono intervistati la una con l'altra e ho scoperto tanti sbielis robis, sedi dal giornale tal che c'è, sedi dal programma Maman. Come ti saluti? O vuoi fare di cene, figli? Maman, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius con plui lenghis. I pregiudizi negativi nei confronti del bilinguismo sono, per esempio, che un bambino bilingue cresca confuso tra le due lingue, che non sappia parlare nessuna lingua correttamente. Un altro pregiudizio comune è che una seconda lingua comprometta il rendimento scolastico nella lingua di maggioranza, che è normalmente la lingua della scolarizzazione. E ci sono anche persone che credono che un bambino bilingue possa essere ritardato anche in altri ambiti di sviluppo cognitivo. Tutti questi sono ovviamente pregiudizi completamente sconfessati dalla ricerca. Ieri va della giornata, saremo un'ereditare, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme te che azutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontano.